fresco, è come quando prepari una buona torta, bello cucinarla, ma ancora più bello sarà mangiarla. A 80 minuti dal sogno, perché privarsi in partenza di essere protagonisti di una storia così pazzesca? Dal Pala Don Bosco benvenuti, da Gabriele Rispetta amici e amiche di Sportisili, benvenuti a 3M Calcio 5 contro ASD Clamar Alcagas. Attenzione nel frattempo però la formazione di Giappone che riprende palla, Ricotta, Colini, Ricotta! Il miracolo di Castiglione! Bloccata dal faticato e poi Ricotta, se ne va! Ricotta, salta il portiere, anzi no! Per Castiglione con una grandissima parata! Può andare la rosa. Nello schema per Ruffolo! Il pallone è rimasto lì! Toledo riparte in contropiede. Toledo! Linea, poi prende palla Toledo! Largo a destra. Palazzotto, deviazione! Non ho capito se ha segnato Palazzotto, Ricotta o l'avversario. L'importante è che il 3M è avanti. Poi la dedica di Palazzotto. Toledo, fermato da Cottone. Ricotta per Cottone. Castiglione col petto e poi contropiede Alcagas. Ancora con Cillari. Palazzotto. Ancora il 10. Con sinistro. Gabriele Colore. Uno pari. Pressing si alza l'Alcagas, infatti riprende palla. Cillari, sinistro. Da Cillari, colpisce Palazzotto. Sarà libero. Balla Rosa, il pallone è passato sulla linea Cillari. Non perde palla il 3M. E da Ricotta che si prende il sesto fallo. Vai il 19. Ruffalo traversa. E poi contropiede incredibile. Il Russo esce. Altro ribaltamento. La Rosa fermato. Che cosa è successo? Andrà Colore! E poi Toledo prende malissimo la palla. Poi sputa di Gaggi! E c'è l'1-2! Il bacio alla compagna! La rete di Gangi! Gangi va faticato! Castiglione! Tunnel! La Rosa si gira, Calvaruso! Castiglione trovandosi pronto al centro con Calvaruso, si era coordinato bene. Palla di Gangi apre, c'è Colore solissimo, Colore doppietta Alcagas per il numero 10. Ricotta, esce Castiglione, anche lui, contropiede, costo di Castiglione, fermato, e attenzione perché la porta è libera, la Rosa, sarà faticato, se non va subito al tiro, e Cillari, il Ruso, chiude il palo, Gabriele Colore, che aspetta Castiglione, ritorna al 10, Colore! Cercare Toledo, ottimo aggancio, poi Viruso sbaglia, Cillari, anche il capitano trova l'1-5, cosa accetta e infatti trova Ricotta, 2-5, Cillari al centro, Viruso, Ricotta prova il tiro, fermato, Cillari ancora, esce Castiglione, il rischio è il 17, Ricotta prende palla, atterrato, fallo! Rosso per Brasile! Mancano 15 secondi alla fine, la Rosa traversa! Sirena al Pala Don Bosco, triplice fischio, l'Alcagas è in finale playoff, affronterà il Palermo per potersi guadagnare il ticket per lo spareggio intergirone contro chi uscirà, chi sarà la squadra superstite. Lì la parte più orientale della Sicilia. 2-5
era andato in vantaggio il 3M con Palazzotto, poi la rimonta di Vicentina con Colore di Gangi, la ripresa sembrava promettere bene per il 3M, ma poi l'Atlegas ha trovato col suo 10 due jolly clamorosi. Cillari ha chiuso l'opera, a nulla è servito il 2-5 di Ricotta. Signore e signori, grazie a tutti per averci seguito. Qui dal Padon Bosco è tutto, 3M che ci ritroverà l'anno prossimo, questo è sicuro. Con un applauso ai tifosi, se lo prende anche l'Atlegas, che il giorno 3 maggio avrà l'opportunità di sognare contro il Palermo. Grazie a tutti per averci seguito. Con questa ora vi auguriamo buona Pasqua. Gabriele Spezza è tutto, per sentirci con lo spettacolo del calcio a 5.